All'indomani degli allagamenti a Mestre e dintorni inizia la conta dei danni anche nella zona della Bissuola, una delle più danneggiate, e non mancano le polemiche. Da Mestre a Spinea, un'altra zona pesantemente colpita dagli allagamenti, anche qui i residenti lanciano un appello al sindaco affinché li aiuti a smaltire i rifiuti quanto prima. Dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni travolto sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala, era arrivato da Odessa a Villanova di Campo San Piero in fuga dalla guerra a fine luglio. Domani a Mestre l'addio a Samad Mia, 11enne che ha perso la vita dopo un bagno nel lago di Molveno, le celebrazioni alla moschea Baitul Mamor. Primo soccorso in mare nelle acque del Mediterraneo centrale della nuova nave di Mediterranea Saving Humans. 10 naufraghi sono stati caricati a bordo e hanno ricevuto le cure sanitarie. Il Tribunale del riesame ha revocato la misura degli arresti domiciliari per il CEO e fondatore di Coima, Manfredi Catella, legato anche a Venezia, in particolare al Lido di Venezia, per la proprietà dell'Hotel de Ben. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Torniamo inevitabilmente sul maltempo, sulle conseguenze del maltempo che si è abbattuto ieri a Mestre, in realtà in buona parte della provincia di Venezia, ma partiamo proprio da Mestre, dalla zona della Bissuola, dove non mancano le polemiche insieme alla conta dei danni, ma ci racconta tutto Ilaria Marchiori con le immagini di Simone Merlo. Dopo la pioggia e gli allagamenti a Mestre e dintorni inizia la conta dei danni anche nella zona della Bissuola, una delle più danneggiate. Questo è il segno del 1984 che è stato il primo allagamento. Dopo hanno fatto dei lavori nel parco, delle condutture e quello un po' risolto parzialmente. Questo è il segno di ieri. All'indomani i residenti continuano a lavorare nei garage, ma non solo. Molti condomini in questo momento stanno svuotando garage, pulendo garage, perché non dimentichiamo che l'acqua che è venuta su e dai tombini, anche dal parco, non è acqua piovana, ma è l'acqua dell'impianto fognario che diciamo le tubature non sono riuscite a smaltire, quindi c'è anche un problema appunto di sanità pubblica in questo momento. Arriveranno a sanificare i garage, il tutto a spese nostre, e come dire, andiamo avanti e teniamo presente che è la terza volta in 2 anni che questo condominio va sotto, non solo con l'evento eccezionale di ieri, ma anche altre 2 volte dove non ha fatto così tanta notizia, ma come dire, per noi è sempre un grosso disagio. Da anni i residenti attendono un intervento che non arriva. Il Comune aveva già previsto nel 2014 di raddoppiare l'impianto dell'idrovora qui dietro, che è l'idrovora di via Bissagora, che quindi avrebbe dovuto metterci in sicurezza tutta questa zona. Purtroppo però dal 2014 la giunta successiva poi ha deciso per altre priorità, ha spostato i finanziamenti su un'altra idrovora in un'altra zona, e da allora noi attendiamo e periodicamente, come diceva Filippo, andiamo sotto. Andare sotto per noi non è solo buttare via le cose dei garage, che uno dice mazza, mettetevele in atto e non rompete, ma questo condominio ha 5 scale con 5 ascensori a piano campagna, per cui vanno le fasce ascensori si riempiono, e quindi avete quello che vedete, cioè 70 appartamenti abitati anche da fragili e persone anziane che non possono più muoversi per giorni finché la cosa non si sistema. Tutto questo ovviamente a spese nostre, perché sono tutti interventi di manutenzione straordinaria. I soldi per effettuare le opere necessarie ci sarebbero, evidenzia il consigliere Gasparinetti. Abbiamo un avanzo di bilancio lì per 28 milioni di euro, 50 milioni di euro donazione al Qatar, 23 milioni di euro legge speciale. Stiamo vendendo tutti gli alloggi comunali a Spinea, sono altri 13 milioni di euro. Voi mettete in fila questi numeri e viene fuori una cifra che nessun altro come il nord-est credo possa neanche ipotizzare, neanche nei suoi sogni più spinti. Ora, il problema è che qui sappiamo benissimo, e lo sappiamo da tantissimi anni, che la zona di fatto è diventata un bacino di laminazione
e questo condominio diventa il bacino di eliminazione di tutto il quartiere. Non è accettabile che siano i residenti a dover pagare il costo delle piogge. Ma non è l'unico aspetto da sottolineare. Ispra ha mappato il territorio veneto e in particolare per la città metropolitana di Venezia sappiamo benissimo quali sono le zone a rischio inondazione. Sono 194.000 persone a rischio inondazione ed è lì che bisogna intervenire. Le autorità di bacino, la città metropolitana di Venezia, i comuni rispettivi, i comuni non possono fare tutto da soli, la regione Veneto. Qui bisogna mettersi intorno a un tavolo, Veritas compresa, e capire come evitare che questi fatti si possano riprodurre. Da Mestre a Spinea il copione è simile, non cambia. Anche qui c'è un appello forte e chiaro dei residenti, stavolta al comune. L'acqua non defluiva e arrivava al marciapiedi, di conseguenza qua si era creata una cascata e aveva riempito poi successivamente tutto il garage. Se, come potete ben vedere, si è spostata all'interno ed ha completamente coinvolto i vari contatori. All'indomani degli allagamenti che hanno colpito pesantemente anche la zona di Spinea, in via Desenzano, si fa la conta dei danni e si lavora senza elettricità dopo ore. Se questo era il livello, poi automaticamente subentrando, guardate, quella è un altro segno ed ha ricoperto tutto. Quindi la situazione ad oggi è che voi siete ancora senza elettricità? Assolutamente sì, siamo senza elettricità. Come potete ben vedere, questi sono i danni che ci sono stati. Quindi, a parte che stiamo lavorando al buio, e niente, questo qua è quello che è successo in questo garage, un'auto completamente ricoperta e anche all'interno poi si sono spostati tutto, galleggiava di tutto e niente, qua ci si rimbocca le maniche e si cerca di risolvere la situazione. Un disastro completo, non ci si aspettava una cosa del genere. Proprio Lei quanti danni ha avuto più o meno? la macchina e tutto il primo garage è là aperto, un po' di attrezzi e la macchina è da buttare. Pesante la conta dei danni che coinvolge anche decine di automobili. Tutte le macchine, tutte le auto che sono dentro il garage devono essere buttate perché non possono essere recuperate e quello è un primo problema, ma il problema ora più importante è che abbiamo tutte le cose che devono essere smaltite e buttate che non abbiamo spazio dove metterle. Il comune ha fatto sapere che Veritas effettuerà la raccolta per lo smaltimento dei rifiuti venerdì 29 agosto, ma i residenti si appellano al sindaco. Questo non è accettabile, al di là di che sappiamo benissimo che è tutto il comprensorio che ha problemi, ma questo è un caso molto particolare rispetto ad altri. Io invito il sindaco a fare di tutto, perché ne ha le facoltà, di portare qualcosa, anche l'esercito se è necessario, con un cassone e portarselo davanti, altrimenti siamo propensi a prendere la roba come hanno fatto democraticamente nei paesi allagati, che la mettevano in un mucchio in strada e poi dopo andavano a raccogliere. A noi non è data questa possibilità, abbiamo bisogno di un cassone con urgenza e prego che l'unica persona che può farlo è il sindaco. Questo dunque il clima a Spinea. Adesso al Lido di Venezia, dove un pino marittimo di notevoli dimensioni è crollato al suolo questa mattina verso le 10:30 in piazza Pola sul lungomare Marconi. Il crollo è stato improvviso proprio all'altezza dell'ingresso dello stabilimento balneare di Venezia Spiagge. Queste le immagini. Nessuno stava transitando nella zona, perciò non si è registrato fortunatamente alcun danno a persone o alle auto. Sappiamo quanto il tema sia sensibile proprio in questi mesi in tutto il territorio comunale di Venezia. E torniamo purtroppo sul grave incidente di mercoledì sera a Santa Maria di Sala. Di mercoledì pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni travolto mentre attraversava la strada con la mamma. Era arrivato a Villanova di Campo San Piero nel Padovano in fuga dalla guerra poco meno di un mese fa.
Si è sperato fino all'ultimo in un miracolo, ma le condizioni del piccolo erano troppo gravi. Nelle scorse ore è stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo ucraino di 6 anni, travolto mercoledì pomeriggio mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla sua mamma. Il suo cuore continua a battere attaccato alle macchine della terapia intensiva, ma la famiglia, in un ultimo atto d'amore, ha già dato il consenso all'espianto degli organi. L'incidente lungo la strada noalese a Santa Maria di Sala, al confine con Villanova di Campo San Piero, dove il piccolo da qualche settimana abitava nella canonica di Murelle, seguita dalla cooperativa Levante. Era arrivato da Odessa con la mamma e il fratello più grande, fuggiva dalla guerra, ma qui ha trovato un tragico destino. Io Ladislav l'ho visto il 27 luglio in questura perché c'erano delle difficoltà di ordine burocratico e l'ho rivisto sul letto della terapia intensiva attaccato alle macchine. È stata una storia allucinante perché 3 settimane è vissuto nella nostra struttura Murelle di Villanova di Campo San Piero. Vladi giocava nel cortile della canonica, l'avevamo iscritto alla scuola elementare di Murelle e avrebbe cominciato la prima tra poco. L'incidente è avvenuto mercoledì dopo un pomeriggio trascorso insieme alla mamma. Il piccolo stava facendo ritorno a Murelle. Alcuni testimoni hanno raccontato di essersi fermati per farlo attraversare insieme alla mamma, che portava a mano la bicicletta con le buste della spesa. All'improvviso però una Panda azzurra ha superato l'auto, ferma davanti alle strisce, sfiorando la mamma di pochi centimetri e colpendo invece in pieno il piccolo, che è stato scaraventato nel fossato. La mamma, disperata, ha allertato i soccorsi, ma le condizioni del piccolo, ricoverato in terapia intensiva e nella pediatria di Padova, erano parse fin da subito gravissime. Il conducente dell'auto è stato sottoposto agli esami di rito per accertare le sue condizioni. E si svolgeranno domani alle 11:30 le preghiere dell'ultimo saluto a Samad Mia, il bambino di 11 anni che ha perso la vita dopo un bagno nel lago di Molveno, in provincia di Trento, lo scorso 14 agosto. Le celebrazioni si terranno nella moschea Baitul Mamor di via Dinghindal 6 a Mestre, poi la salma sarà portata in Bangladesh. Lo zio ha invitato i musulmani di Venezia e Mestre a unirsi alla preghiera per suo nipote prima del viaggio della salma. Primo soccorso in mare nelle acque del Mediterraneo centrale della nuova nave di Mediterranea Seven Humans. 10 naufraghi sono stati caricati a bordo e hanno ricevuto le prime cure. Lorenzo Maier. 10 naufraghi che rischiavano di affogare ed erano in pericolo di vita nelle acque del Mediterraneo centrale sono stati soccorsi, portati in salvo e affidati alle cure sanitarie del team della nuova nave veneziana e veneta Mediterranea dell'organizzazione non governativa Mediterranean Saving Humans, con a bordo, come noto, come capo missione il veneziano Beppe Calcia e il mestrino Luca Casarini. Primo soccorso da quando pochi giorni fa è salpata la nuova missione. Il salvataggio si è registrato alle ore 3:20 di giovedì mattina, con le immagini pubblicate in tutti i profili social dell'organizzazione non governativa battente bandiera italiana. Vi parlo dal Mediterraneo centrale a bordo della nave Mediterranea, la nuova nave della nostra organizzazione italiana di soccorso civile in mare. Ci troviamo a circa 30 miglia di distanza dalla costa libica, in acque internazionali. Il team di Mediterranea ha riferito di avere visto che queste persone sarebbero state gettate in mare senza alcun motivo da un gommone di tipo militare e poi si sarebbe allontanato a tutta velocità. A quel punto sono intervenuti i soccorritori. Caccia ricorda ancora quanto già denunciato e successo poche ore prima. Tentativo di intimidazione da parte delle milizie libiche che operano in questo paese e che sono attive ogni giorno nella intercettazione, cattura in mare e nella deportazione nelle orrende prigioni della Libia di donne, uomini, bambini che cercano di attraversare ogni giorno il mar Mediterraneo in cerca di una vita migliore.
Il Tribunale del riesame ha revocato la misura degli arresti domiciliari per il CEO e fondatore di Coima Manfredi Catella, legato anche a Venezia, in particolare al Lido di Venezia per la proprietà dell'Hotel de Ben. L'inchiesta della Procura milanese nulla c'entra con la proprietà del de Ben, ma la notizia dell'arresto in queste settimane aveva creato grande scalpore e preoccupazione anche in Laguna, temendo che il progetto di rilancio dello storico albergo del lungomare Marconi potesse essere compromesso. Ora Catella torna in libertà, ma l'inchiesta della Procura milanese andrà avanti. Lo sport, il calcio, parliamo del settore giovanile del Venezia Football Club. Dopo l'ultimo ciclo a conduzione e a guida spagnola, il Venezia Football Club cambia decisamente registro e torna a puntare per la crescita e cura del proprio vivaio settore giovanile a una guida italiana e ai valori propri del nostro calcio, pur mantenendo un respiro sempre internazionale. Il direttore sportivo e general manager Filippo Antonelli ha presentato a Venezia il nuovo responsabile del settore giovanile arancio-nero-verde Roberto Colacone, che ha già ricoperto il medesimo ruolo a Cesena e a Monza. Antonelli riforma con Colacone un binomio vincente fin dai tempi del Monza e prima ancora da giocatore come compagni di squadra. Di ripartenza per quanto riguarda il settore giovanile dal punto di vista del territorio e di tutto quel lavoro che c'è da fare sul nostro territorio per tornare ad avere rapporti, legami forti con una terra che da sempre produce talenti. E quindi di ripartenza per quanto riguarda questo aspetto, di continuità riguardando invece il progetto tecnico di un discorso che parte dalla prima squadra e va fino a scendere nel settore giovanile, quindi non solo la preparazione dei ragazzi dal punto di vista tecnico, ma anche formare i tecnici, formare gli istruttori, formare gli educatori e quindi con la scelta di Roberto Colacone con cui ho avuto la fortuna di lavorare, c'è dietro un aspetto tecnico ma anche un aspetto di valori, di educazione, di rapporti che vogliamo portare avanti. La parola passa subito al nuovo responsabile del settore giovanile del Venezia. Tanto entusiasmo, quando inizi le nuove avventure ti carichi tanto di energia. Sono arrivato in una società che ha delle basi importanti, ha un centro sportivo favoloso, ha una visione anche al futuro importante, quindi sono carico. Cosa ti ha convinto appunto dopo 10 anni, un po' al mondo, un po' a venire a Venezia, oltre al legame credo con il direttore Antonelli? Sì, sicuramente il legame del direttore sportivo che mi ha chiesto di venire a dargli una mano. Ho lasciato una società come il Cesena che a livello di settore giovanile è riconosciuta in tutta Italia per la sua storia e l'ho fatto soprattutto perché appunto ho intravisto nella sua idea la voglia di far crescere il settore giovanile del Venezia. Tra gli allenatori del settore giovanile spicca anche il nome dell'ex capitano e bandiera del club Marco Modolo, cui è stata affidata la guida della formazione Under 17. Provare a unirci ancora di più alla metodologia della prima squadra, abbiamo scelto appunto un allenatore che viene dallo staff della prima squadra per unire, per far anche avvicinare i ragazzi al modo di lavorare in prima squadra, in modo che anche questo passaggio sia meno traumatico in futuro. E mentre a livello giovanile, ripeto, a me piace che i ragazzi abbiano coraggio, abbiano voglia di imporre il proprio gioco. Solo un flash velocissimo con la polizia di Udine che ha arrestato 4 cittadini georgiani di età compresa tra i 38 e i 47 anni in Italia senza fissa dimora per furto aggravato in concorso a danno di un viaggiatore in sosta nell'area di servizio della 4 Arino Ovest in provincia di Venezia. Gli agenti erano da ore sulle tracce dei 4 uomini che a bordo di un'auto a noleggio percorrevano la 23 da nord a sud e poi in A4 in direzione Venezia. Tutti i dettagli nelle prossime edizioni. Per il momento da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.